davvero? Ha vinto? Oh no, che gioia! Le corse al trotto gentleman nella prima giornata, il Gran Premio Città di Treviso nella seconda. I cavalli, lo sport, l'inclusività. L'ippodromo di Treviso ha fatto da sfondo ideale a Sport Senza Barriere, la manifestazione che ha avuto come motore Mirella Tuzzato, dimostrando di essere un contenitore accogliente per la cittadinanza, con un'attenzione particolare alle necessità dei più fragili. Estremamente positivo il bilancio della 2 giorni di iniziative. Sono molto felice di vedere questa affluenza di pubblico che ha bisogno di essere capita, incoraggiata e amata. Non solo i cavalli, ma anche tutto il contorno, fortunati e non fortunati. Io ho visto bambini felici, anche adulti che provano a fare tutti questi sport e quindi mi riempie di gioia e mi consola per la perdita di tante altre cose. È un'occasione per coniugare lo sport, diciamo, agonistico, le competizioni di trotto, le corse di trotto, con una parte invece di promozione che invita i ragazzi e le ragazze, le famiglie a portare i figli e le figlie a fare sport. Un fattore di inclusione deve essere alla base di qualsiasi attività, specialmente quella sportiva. 2 giorni di grande affluenza, un successo da replicare nel tempo. Parlare di inclusione e fare l'inclusione non è scontato ed è meraviglioso, per cui io mi auguro davvero che il prossimo anno ci si riveda ancora qui, ancora più numerosi e sempre con questo spirito.